25 settembre si vota. Certo, Cosa facciamo? ognuno pensa di avere un'idea chiara di com'è la situazione. Beh, insomma, No, è chiara che non mi sembra che sia tanto chiara. è chiara nel senso che sono due cose da fare, o si vota a destra o si vota a sinistra, non ci sono vie di mezzo o altri partiti o altre forze politiche che possano competere con queste due, quindi ognuno poi sceglierà secondo la propria indole politica. Ecco. Beh, mi sembra che hai idee chiare, complimenti, bravo. Grazie. Ciao. Ciao. 25 settembre si vota, cosa facciamo? Andiamo a votare sto giro. Sei convinto? Sì, sì, E se mettessimo Chioggiotto? magari. Ma che fa per preziosa però. Allora, premesso che a me fa male venire in questo posto perché ci sono troppe cose che mi turbano, quindi... Come sta andando? Bene, mi sembra. Sì, dai, tutto bene. Oggi è più fresco, per fortuna la temperatura si sta benissimo. C'è il sole, ma non è un caldo No, soffocante. Come potete vedere abbiamo la promozione del 10 euro anche su tutta la nuova collezione, quindi veniteci a trovare e seguiteci anche su Facebook ed Instagram. Venite se avete cerimonie, perché sono arrivate tantissimi abiti da cerimonia, nuove colorazioni, e vi aspettiamo qui ma anche nei nostri mercati. Grazie. Grazie a te. Allora, qui abbiamo Giuseppe che ci ha appena fermato, tu sei del Trentino? Sì, di Ala. Ma come fai a guardare Chioggia Azzurra? Perché sono appassionato, siccome ho fatto anche i seggi qua nel 79 Ah. e allora... Militare, come militare, come hai fatto? No, sì, seggi militare, sì, ho capito. sì. 25 settembre si vota, cosa facciamo? Non mi interessa tanto, No, no. non hai le idee chiare? No, Ok, va bene. no. Allora, grazie di seguire Chioggia Azzurra. Ok. Sì, guardo sempre perché mi piace. Grazie, insomma. gentilissimo. Buona giornata. Sì, è Grazie. forte comunque. Grazie, ciao. Ciao. Ciao, grazie. Sai. Buongiorno amici, buongiorno al popolo di Chioggia. Anche oggi, ultimo giovedì del mese di luglio, siamo qui ad aspettarvi con le ultime cosette estive. Qua tra 15 giorni, al massimo 2 giovedì, arriverà tutta la merce autunnale con tante novità per l'inizio della scuola, della stagione scolastica, cari amici. Oggi le temperature sono speciali, un po' di arietta che ti rinfresca, ci saranno 27-28 gradi, non eccessivamente caldo, perciò noi vi vediamo volenterosi qua stamattina a fare affari per i vostri bimbi e le vostre bimbe. Moda Bimba da Lucia vi dà un saluto a tutti signori, un saluto a tutte le bellezze di Chioggia. Un bacio, ciao, alla settimana prossima. 25 settembre si vota, cosa facciamo? Dirò a mio marito che devo votare perché no. Dai, però, si va a votare. Certo che si vota. Non sarebbe importante mandare un Chioggiotto? Perché no? Certo, sarebbe l'ideale. Allora, sì, Chioggia Azzurra che stiamo preparando per mandare un Chioggiotto al Parlamento, va bene? Ci sto. Grazie. Alla prossima. Ciao carissima, bacione. Ciao. Ciao. Pronti? Buongiorno signor Cizio, come sta? Buongiorno a lei Andrea, buongiorno Michele, buongiorno a tutta Chioggia e tutti. Senta una cosa, Dica, cosa succede il 25 settembre? Cosa c'è il settembre? che evento c'è? Cosa c'è il 25 settembre? Niente? Come niente? Di Sono domenica? le elezioni. Elezioni ci sono? Sì, ci sono elezioni. Ma guarda, io in questo momento non è che sia tanto attento. va Allora bene. ascolti, noi abbiamo 3 consiglieri regionali Chioggiotti in regione. Non sarebbe ora di mandare anche un parlamentare Chioggiotto? Dove? Parlamento. Oh sì, Dove? ma anche 2? Allora lei è favorevole? Ma sempre favorevole a Chioggia che sia Allora ci diamo da rappresentata. fare perché vada un Chioggiotto. Magari, mi farebbe un grande piacere. Però un Chioggiotto
insomma, in gamba. Un chioggiotto, una chioggiota in gamba. Cioè, Non sarò certo io non a il primo scegliere. che passa in bicicletta, voglio dire, no? Come faccia Magari speriamo, dai, speriamo di avere questa fortuna che vada qualcuno a Roma al Parlamento. Va buona? Va bene. Alla prossima. Ok, grazie di tutti, buona giornata. Allora, intanto buongiorno. Buongiorno. Cosa succede il 25 settembre? Cosa succede? Cosa succede il 25 settembre? Sono le elezioni. Elezioni. Cosa facciamo? Beh, andremo a votare, no? E se cercassimo di mandare in Parlamento un chioggiotto? O una chioggiota? Vabbè, meglio. Bene. Che dici, meglio? Sei favorevole? Sì. Bene, allora segui chioggiatura. Vabbè. Grazie. La seguo sempre. Grazie infatti. mille. Grazie a te. Ciao cara. Ciao, grazie. Ciao amici miei di Chioggia, ciao a tutti, un salutone ai miei amici. Oggi vi presento i miei soliti formaggi molto buoni. Il formaggio che abbiamo in promozione è questo, un bel grana di 2 anni e poi abbiamo anche un solo latte italiano qui in parte a 10,90 €. Senza conservanti e senza lattosio, è ottimo per mangiare così e anche per grattugiare. Vi voglio ringraziare e salutare e ci rivediamo a Ferragosto. Ciao. Allora, abbiamo qua l'amico? Jaime. Come? Jaime. Giaibe. Scusa. Che sei di Vicenza? Sì. E come mai sei a Chioggia? Vacanza? Ti piace qui? Sì. Dove sei? Dove sei alloggiato? Ah, verso Sottomarina di là. Cosa dici di Chioggia? Che impressione hai? Molto pulita e piena di gente. Quindi sei contento di venire a Chioggia? Sì. Ci tornerai ancora? Sì, volentieri. Complimenti per il nome, Quando ti chiamano ti giri solo tu perché voglio dire. Sì, no, non c'è nessuno che schiama. Piuttosto che Andrea come me che ce n'è 50.000. Fino ad adesso. Bene, grazie. Niente.